di Qumran nella loro epoca aspettavano il Messia, è quello che si vede nei loro rotoli, perché aspettavano la svolta della storia nei loro tempi, e questo è dovuto ai contenuti che stasera andremo nella traduzione a leggere. È stata trovata questa tavoletta di terracotta che racconta delle vittorie del Nabucodonosor, che ha conquistato Egitto e le altre parti, e non soltanto, anche il fatto che aveva deportato gli ebrei nella metropoli del mondo antico. Quindi Daniele si trova tra i deportati in Babilonia, e in questo contesto, alla fine del VII secolo, nasce il contenuto in aramaico del rotolo di Daniele, che poi viene dagli ebrei copiato perfino dagli abitanti di Qumran. E traduzione dal rotolo di Daniele, in base ai dati che abbiamo dei 8 resti delle copie Daniele di Qumran, in base ai dati delle copie Daniele del Masoretico, e anche in base a quello che era traduzione di Daniele in 70, perché abitanti di Qumran la 70 la possedevano. E come? Possiamo leggere questi contenuti che negli ultimi, ripeto, 60 anni non vi è stato un libro, una trasmissione televisiva che potesse accentuare questi aspetti di questi rotoli che hanno inciso sull'andamento stile di vita degli abitanti di Qumran. Ecco perché in quell'epoca, in quella maniera attendevano certi avvenimenti. Traduzione: Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Continua il racconto di questo rotolo delle copie di Daniele che abitanti di Qumran copiavano, i Masoreti, il popolo ebraico mio, copiava, fino ai nostri giorni. E leggiamo: nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor, il re di Babilonia, ebbe dei sogni. A proposito, come detto la volta scorsa, oggi siamo nel secondo anno del presidente Obama, quindi possiamo dire nel secondo anno del presidente Obama ci siamo radunati a Dolo per le conferenze sui manoscritti di Qumran. Nel primo anno del George Bush Jr. le torri gemelle sono state abbattute, quindi il primo anno del presidente George Bush è 2001. Ecco, grazie alle cronache antiche, i studiosi, esperti riescono a risalire a varie epoche, e secondo anno di Nabucodonosor siamo alla fine intorno a 605 avanti Cristo. I sogni, traduzione, che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Traduzione: il re chiamò i savi di Babilonia e disse: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato. Traduzione: allora i savi risposero al re: o re, possa tu vivere per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Traduzione: il re replicò e disse ai Caldei: questa è la mia decisione, se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Siamo in Iraq, giusto per cambiare, no? Traduzione: i saggi risposero: esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Traduzione: il re replicò e disse: io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, loro volevano solo l'interpretazione, no, il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Traduzione: voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. I Caldei, traduzione, risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o astrologo. Quello che il re chiede
È difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re se non gli dei, la cui dimora non è fra i mortali. E il racconto delle coppie di Rotto e Daniele parlano che il sogno e l'interpretazione fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Traduzione continua: Daniele si recò da Nabucodonosor per fargli conoscere il sogno segreto e la sua interpretazione disse: il segreto che il re domanda né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo. C'è un Elah, Dio, Elohim, nel cielo che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor ciò che avverrà negli ultimi giorni. Vedete perché questa categoria era speciale dei rotoli antichi? Rotoli speciali, che gli abitanti di Qumran ritenevano più importanti di tutti gli altri rotoli. Perché la fonte delle informazioni in questi rotoli non è venuta dal pugno e dalla penna dei scribi di Qumran, ma da questa fonte qui. E quindi, come dice Giuseppe Flavio, erano dedicati a copiare, studiare con una cura senaria questi contenuti. Quindi scartare questi contenuti, non approfondire questi contenuti, non portare questi contenuti negli ultimi 60 anni, vuol dire privare l'opinione pubblica del succo del cuore, dei contenuti, dei rotoli del Mar Morto, e non far capire veramente alla gente in profondità perché abitanti di Qumran vivevano in quella maniera e che cosa leggevano. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire, guardate qui, da ora in avanti. Quindi è molto precisa. Siamo 605 circa avanti Cristo, VII secolo. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà, il futuro. Quindi è molto preciso il contenuto delle copie dei rotoli di Daniele, che dice, quindi misteri riguardo il futuro sono rivelati, quello che deve avvenire da ora in poi. Abbiamo la partenza, il contenuto, il futuro, e fino a quando? Quello che deve avvenire, quindi il futuro, fino e anche negli ultimi tempi. Ecco perché abitanti di Qumran aspettavano la fine dei giorni e gli ultimi tempi. Ecco la descrizione e traduzione. Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua immensa e di uno splendore straordinario si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Traduzione: mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e dell'argilla della statua e li frantumò. Quindi se dovessimo disegnare in maniera pittoresca, il contenuto è semplice: 4 metalli, una statua, la pietra che colpisce ai piedi e la frantuma. E la traduzione continua: il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro si frantumarono e divennero come la pula sulle aie d'estate. Continua traduzione: il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo, traduzione, è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione davanti ai re. Vedete, qui ci sono le palette. Archeologi non possono entrare in questo campo, studiosi, nessuno, filosofi, perché l'interpretazione, il sogno vi è già dentro. Ebrei copiavano nei testi dei Masoreti, nella Tanakh, fino ai nostri giorni questi contenuti, quindi è già dentro precisamente spiegato. E sentite l'interpretazione oltre il sogno.
o re, sei il re dei re, perché Elah, l'Elohim del cielo, ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. La testa traduzione d'oro sei tu. Quindi la Babilonia, Nabucodonosor, dal 605 in avanti, ecco il futuro del mondo. Come andrà il futuro? Rappresentato dalla testa d'oro, l'impero babilonese. Infatti l'impero babilonese soggiogava tutto il mondo allora conosciuto, dal 605 fino al 539 a.C. La grandezza e lo splendore di questo impero è enorme, fu ricordato dai storici greci e dagli altri di quello che era la splendente Babilonia. E le copie dei rotoli di Daniele, comprese quelle che copiavano i masoreti ebrei della Tanakh, riportano queste parole di autoesaltazione di Nabucodonosor riguardo la Babilonia. Non è questa la grande Babilonia che traduzione io ho costruita con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Praticamente le copie di Daniele, degli abitanti di Qumran, degli ebrei nei secoli fino ai nostri giorni, riportano queste espressioni e critici negavano e definivano errore storico dire che Nabucodonosor, imperatore e costruttore della Babilonia. Invece scavi archeologici hanno portato negli ultimi secoli, grazie a archeologi tedeschi nell'interno dell'antica Babilonia Iraq, che la Babilonia, hanno decifrato le tavolette con il nome di Nabucodonosor, veramente è stata costruita da Nabucodonosor. Sentite traduzione delle parole decifrate: niente mi è stato troppo prezioso per la mia cara Babilonia. Per lo stupore degli uomini io ho costruito questa casa. Io ho costruito questa casa. Lo si è accusato come un errore storico le copie di Rotoli di Daniele, invece si capisce non in base all'aramaico, che veramente chi scriveva in quell'aramaico viveva nell'impero romano anticamente, ma anche conosceva i più piccoli dettagli veramente reali, perché le parole riportate rispecchiano quello che si è trovato, questa autoesaltazione per la costruzione della gloria di Babilonia. Sentite questo: così io ho reso inespugnabile, le parole di Nabucodonosor, imperatore, le sue difese, per questo il regno di Babilonia è un regno eterno. Quindi, secondo imperatore Nabucodonosor, il futuro del mondo sarebbe Babilonia in eterno. La storia del nostro pianeta, tutto il mondo da allora conosciuto fino ad oggi, soggiogato dai babilonesi. Ma perché pensava così? Perché, oltre che era splendente, era protetta a tal punto da essere inespugnabile. Infatti, grazie agli scavi archeologici si è capito che Babilonia aveva doppie cinte di mura, altissime, che ancora oggi, dopo tanti secoli, sono lì, larghe, che poteva concedere il passaggio dei 3-4 carri con i cavalli. E non solo, qualsiasi attacco avrebbe fallito. Qualsiasi assedio a questa metropoli del mondo antico, di questo grande impero che soggiogava il mondo allora conosciuto, avrebbe fallito, perché nell'interno avevano praticamente i sistemi di irrigazione grazie al fiume Eufrate che passava all'interno della antica Babilonia, che quindi non potevano soffrire né mancanza di cibo né di acqua. Quindi qualsiasi assedio non avrebbe giovato nulla ai nemici. Quindi le difese di Babilonia erano considerate inespugnabili. Il futuro del mondo solo l'impero babilonese. Ma grazie alle copie dei rotoli di Daniele è rivelato così, traduzione: dopo di te sorgerà un altro regno. Il tuo regno è dato, sentite qui, il nome e cognome del secondo impero, ai Medi e ai Persiani. Quindi in anticipo rivelato il futuro dopo l'impero babilonese. E la cosa che sorprende, non soltanto nelle antiche copie di Daniele che abitanti di Qumran potevano leggere e vedere queste informazioni, la copia di Rotolo di Prima Grota di Isaia rapporta anche le informazioni identiche riguardo la distruzione dell'impero babilonese. Profezia su Babilonia, traduzione dall'ebraico,
dato in visione a Isaia: ecco, io suscito contro di essi, sentite qui, i Medi. Così Babilonia, lo splendore, sarà distrutta e così via. E non solo, dice un'altra cosa, oltre che sarà talmente distrutta che non sarà abitata, ma dice, oltre i Medi contro i babilonesi, 200 anni prima che re Ciro marciasse contro i babilonesi, traduzione dall'ebraico, rotolo prima grotta, sentite cosa descriveva? Così dice Yod-He Vav-He Elohim Adonai al suo unto a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare, traduzioni, davanti a lui le nazioni, per aprire davanti a lui le porte. E perché, sentite questo, perché le porte non rimangono chiuse. Sentite qui, perché tu riconosca che io sono Elohim, l'Eterno di Israele, che ti chiama per nome. Io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo onorifico anche se non mi conoscevi, per forza. Ciro non era ancora nato, passeranno quasi 200 anni, e per chi era la prima sera poteva vedere i dati che le copie di questo rotolo sono di un contenuto di qualcuno che viveva ai tempi di Sargon, 720 a.C. 200 anni fa scrivere che contro i babilonesi marceranno Medi con il re Ciro è affascinante. Questo qua che vedete è il colpo del piccone. Grazie al piccone si trovano le cose, talvolta si distruggono, ma nonostante questo danno qui si è decifrato questo cilindro, che qui è enorme ma in realtà la grandezza naturale è 25 cm, detto anche cilindro di Ciro. E questo cilindro rapporta la cronaca come i Medo-Persiani e Ciro prese la Babilonia senza colpo ferire. La Babilonia è caduta nelle mani, l'impero inespugnabile, senza colpo ferire. Si dice, grazie anche ai rotoli copie di Daniele, che le porte di Babilonia rimasero aperte a causa dei banchetti che c'erano. Re Ciro deviò il fiume Eufrate e abbassò il livello dell'acqua, entrarono così in mezzo alla Babilonia e la presero. E così questo cilindro racconta le parole di Ciro, soddisfatto della conquista. Traduzione: io sono Ciro, re del mondo, gran re di Babilonia, re di Sumer e di Akkad, re delle 4 estremità della terra. Voi immaginate, il mondo loro conosciuto era dominato da questi imperi. Prendere l'antica Babilonia, prendere praticamente la sede di quello che dominava il mondo loro conosciuto, e per questo si sentiva il re della terra. Infatti la storia ci dice che dal 539 fino al 333, ecco, l'antiche resti della Persepoli, fu dominato, allora il mondo loro conosciuto, dai Medo-Persiani, ma Rotoli e le copie Daniele e quello che è stato copiato il secolo fino ad oggi, che cosa hanno raccontato? Qual è l'altro andamento, il terzo impero che dopo quello di babilonese o Medo-Persiani sarebbe venuto? Grazie alle traduzioni possiamo leggere questo. Poi un terzo regno che dominerà sulla terra, e il re è di Grecia. Il nome e cognome del primo impero, secondo e il terzo. E non solo, dice che dopo questo primo re, che porterà Grecia alla conquista del dominio mondiale, dopo questo primo re, quando lui sparirà al suo posto, ne ci saranno 4 regni che sorgeranno da questa nazione, sempre dalla Grecia, ma non con la sua stessa potenza. Infatti Medo-Persiani avevano ottimi rapporti col Macedone, e chi avrebbe mai pensato che le antiche profezie degli antichi rotoli di Daniele si sarebbero realizzati, cioè che la nazione amica dei Medo-Persiani, Macedoni e Greci avrebbero colpito. Ma è proprio quello che è successo. All'età di 25 anni Alessandro Magno parte, e durante 8 anni
nelle sue conquiste, con i suoi soldati percorsero a cavallo qualcosa come 20.000 chilometri. Nelle sue conquiste dell'Egitto e altri popoli si aprirono davanti a lui anche le porte della India e della Cina. Arrivavano praticamente a quello che si poteva in quei tempi, allora il mondo conosciuto, considerare tutto il mondo, la fine del mondo lì. E quindi cosa succede? Dopo le conquiste, era Alessandro Magno nell'interno dell'Atene? No, era in Babilonia. Prendere la Babilonia, l'impero che per la gloria e splendore, per la ricchezza, perché gli storici greci raccontano che i babilonesi hanno saccheggiato il mondo loro conosciuto a tal punto che molti oggetti all'interno dell'antica metropoli del mondo antico erano d'oro purissimo, fino, splendore, maestà della Babilonia tale che perfino Ciro, che quando prende Babilonia si sente conquistatore del mondo, gran re di Babilonia. E la stessa cosa non succede solo con Ciro, succede con Alessandro Magno. Splendore narrato dai storici greci riguardo splendore della Babilonia, anche all'epoca del IV secolo a.C. era enorme. E Alessandro Magno non riesce a staccarsi dalla Babilonia. Lui muore, giaceva morente nell'interno dei palazzi babilonesi. Lì si sentiva il dominatore del mondo antico allora conosciuto. E quando chiesero i suoi generali 4 a chi lascia il regno dei sa più forti. E infatti, come ha detto Antico Rotolo, che il primo re di Grecia, che ci sarà questo terzo impero che dominerà il mondo greco, al posto del primo re ne sorgeranno 4 e la Grecia sarà divisa in 4, ma non avrà più la stessa potenza. Infatti, dopo le lunghe battaglie, dopo la morte di Alessandro Magno, l'impero greco viene alla fine sgretolato, diviso in 4 parti. È impressionante. Così si è realizzata la storia dal 331 fino al 168 a.C. E traduzione continua. Il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa. Quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. Dal 168 a.C. un quarto impero, di cui non vi è nome, ma si dice che sarà quarto impero, dopo di lui non c'è il quinto impero. E si dice del suo carattere, ferro, forte come il ferro. Infatti i storici, quando raccontano del mondo soggiogato dai romani sulla scena mondiale del mondo allora conosciuto dal 168 fino avanti Cristo fino al 476, descrivono così, con queste parole, il carattere dei romani. Tutto dei romani era di ferro, il loro governo era di ferro, inflessibile, duro, schiacciante, spiettoso. Il loro coraggio era di ferro, crudele, sanguinario, indomabile. I loro soldati erano di ferro, ma il popolo più armato. Le loro corazze, i loro elmi, i loro lunghi scudi, i loro dardi, le loro corte e pesanti spade a 2 tagli, tutte le loro armi erano terribili. E infatti, quarto impero, e dice sarà diverso, divorerà, calpesterà gli altri regni. Infatti i storici dicono, le vittorie di Roma accentuano i problemi sociali nel mondo, la schiavitù nel mondo. E non solo, un'altra cosa descritta. Sentite qui? Come, traduzione, hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro? Così quel regno sarà diviso. Quindi non c'è un metallo intero, un quinto impero. E guardate qui, hai visto piedi e le dita, regno diviso, piedi e le dita. Quante sono le dita dei piedi? 10. Quel regno sarà diviso, hai visto le dita dei piedi. E infatti nelle altre parti delle copie della Rota di Daniele che il popolo ebraico, anche i Masoreti, copiavano fino ad oggi, ci sono traduzioni così. Mi parlò così riguardo quarto regno che sarà diverso sulla terra e che ci saranno
10 regni, che sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Sarà diviso 10, sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E infatti la storia ci dice, qui c'è un errore, è dopo Cristo, 476, prima del 476, prima del crollo del quarto impero, impero romano, calcolando dai babilonesi, le 10 tribù barbariche, esattamente 10, quelle che hanno causato il crollo dell'impero romano, non 9, 7 o 11 o 12, ma queste sono le 10 tribù che prima del crollo dell'impero romano hanno iniziato a insediare nell'interno dell'impero romano, prendere possesso, e alla fine, quando più che mai l'impero romano, la Roma dei Cesari, aspettava il futuro glorioso dopo aver fatto la Pax Romana, quindi con le tribù barbariche, si sente nel 476 d.C. Roma è caduta. E infatti guardate qui, e come le dita, traduzione dei piedi, erano in parte di ferro, in parte d'argilla, così quel regno diviso sarà in parte forte e in parte fragile. Delle 10 tribù barbariche che hanno causato divisione, il crollo dell'impero romano, alcuni popoli barbarici hanno creato governi forti come il ferro, alcuni fragili come argilla. E la cosa interessante è questa, è che a causa di queste tribù barbariche che si sono inserite all'interno dell'impero romano prima del crollo, di questi popoli barbarici, discendenti ci sono anche oggi, dai franchi, francesi, dai franchi, i popoli anglosassoni, sassoni, inglesi e così via, gli altri popoli alamani, i popoli germanici e così via. E cosa è successo? Alcuni erano fragili e col tempo sono spariti. Alcune tribù barbariche hanno continuato a esistere, e tra queste tribù barbariche, grazie alle combinazioni etnologiche, sono nate nuove nazioni e nuovi stati, tanti stati, più di 10. Ma attenzione, prima del crollo dell'impero romano erano 10 tribù barbariche che sono entrate a prendere piano per possesso, e alla fine c'è stato sgretolamento dell'impero romano. E sentite la traduzione, cosa continua dei antichi rotoli? Come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. Essi si mescoleranno per seme umano. Ma seme umano sappiamo che cos'è? Viene durante un rapporto matrimoniale, ma viene lì. E dice così: essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno. Ed è impressionante che la storia ci dimostra come i popoli barbarici, e grazie alle loro combinazioni etnologiche nate nuove nazioni, nuovi stati, in seguito hanno voluto, grazie ai matrimoni misti, alleanze, costruire un unico impero, mescolarsi. Infatti questi metodi, questa idea di mescolarsi, unificazione, di un impero, una moneta, una bandiera, qualcosa come che era l'impero romano. Questa è stata la loro idea. E per questo hanno implicato anche mescolarsi per seme umano. Infatti ci ha provato Carlo Magno, Carlo V, Luigi XIV, Giacomo d'Inghilterra. Vi ricordate? Strasburghi e il loro motto: lascia combattere gli altri, tu felice Austria sposati. Mescolarsi per seme umano. E infatti, ed è questo che è successo, nessuno più di tutti quanti, neanche dopo Carlo Magno e altri, ci è riuscito ad andare così vicino a costruire il quinto impero, uguale a quello che era impero romano. Napoleone. Traduzione dalla lettera
indicata al suo amico ministro della polizia, che dice così: quello che io voglio è una Corte Suprema Europea, la stessa moneta, le stesse leggi, misure e pesi per tutti. Nel 1804 si è incoronato per l'imperatore, aspirava il dominio del mondo. L'idea è stata questa, una moneta. Vi ricordate quando a qualcuno hanno chiesto in Giudea durante l'impero romano quale faccia vi sia sulla moneta? Cosa la gente ha risposto? Cesare. Questo impero. Da un punto, ovunque allora vi era il mondo conosciuto, è una moneta con la faccia del Cesare. Da un punto questo impero. Quando Cesare ordina che deve essere decretato il censimento, tutte le persone nel mondo loro conosciuto devono seguire e obbedire al decreto ed essere censite. Le bandiere romane sventolavano dappertutto. Il mondo loro conosciuto era soggiogato ai romani. Questo impero, da un centro, si comanda e si governa e si controlla il mondo loro conosciuto. Questo era la Babilonia, questo era la Medo-Persia, questo era Grecia, questo era l'impero romano. Questo volevano i popoli barbarici. Questo voleva anche Napoleone. E nessuno ci è riuscito, perfino ad andare così vicino come lui. Una moneta, una corte suprema, perfino durante le conquiste di Napoleone, durante l'Europa napoleonica, hanno ripreso le vie antiche dell'impero romano. E cosa è successo? Nessuno che vi andò così vicino fino alla battaglia di Waterloo. Il quinto impero, unificazione fallita perché durante questa battaglia dal cielo iniziò a piovere e i francesi persero questa battaglia. Non hanno potuto trasportare bene i cannoni da una parte all'altra, quindi tutto quello che sparavano su un fango non poteva avere quella presa come prima, e sembrerebbe che uno dei generali comandanti ha capito male ordini, e così non si è realizzato il quinto impero. Ma non soltanto Carlo V, Carlo Magno, Luigi XIV, Napoleone, tanti altri hanno voluto un ordine mondiale, un controllo del mondo. Anche Adolf Hitler. Vi ricordate le immagini dei documentari della luce dove fanno vedere che lui e Mussolini vanno a visitare il foro imperiale a Roma? L'idea era quella: una moneta, un ordine mondiale, un impero. E quando al suo architetto del Terzo Reich, quando era fatto il progetto della capitale del mondo, detta Germania, giusto per cambiare, quando il suo architetto aveva guardato il progetto, perché a Berlino già buttavano i palazzi per costruire capitale del mondo nuovo, la Germania, aveva corretto soltanto una cosa nel progetto: sotto l'Aquila vi fu la svastica sul palazzo principale della capitale futura del mondo, Germania. Ha chiesto di togliere la svastica e di mettere sotto l'Aquila il globo della terra, del pianeta, con la scritta di sotto: tutti i popoli e nazioni sottomesse alla Germania. Quindi l'idea è stata quella: impero mondiale, una moneta, una bandiera, come era Roma. Infatti si aspiravano molti, Alessandro Magno, Napoleone, a questi conquistatori. Cosa è successo? La cosa interessante: dal 1939 fino al 1942, ricordiamoci, per ben 3 anni sembrasse che veramente il mondo e il pianeta potesse avere finalmente un nuovo impero, un nuovo imperatore, un nuovo padrone, perché le conquiste con quale velocità andavano grazie al Terzo Reich e alleanze che avevano, in cui erano coinvolti anche i giapponesi, italiani e tanti altri popoli. Allora questa profezia praticamente
dal mondo allora conosciuto, antico, babilonese, medo-persia, Grecia, romani, che si spostavano con i romani sul bacino del Mediterraneo e altre parti dell'Europa, si propaga attraverso i barbari a coinvolgere questa profezia quasi tutto il globo, perché durante la seconda guerra mondiale, in questa impresa di unificare, di avere un ordine mondiale, un impero, questo avvenimento si è propagato fino agli Stati Uniti, Giappone, Russia, tutti sono entrati nell'interno di questi conflitti. Questa profezia che parlava in anticipo aveva visto come sarebbe andato. Infatti 4 imperi, divisione, unificazione, e siamo arrivati praticamente dopo la seconda guerra mondiale. Ma dalla seconda guerra mondiale, diversi decenni fa, è iniziato più che mai nella storia un altro movimento, quello dell'unificazione, il progetto di unificazione europea, che sarebbero i discendenti dei popoli delle tribù barbariche, diversi stati. Tutto era prefissato per 1992. Sentite, alla fine del 91, riguardo il progetto di unificazione europea, una bandiera, una moneta, come diceva anche Napoleone. Sentite qua, articolo giornalistico. Arriva l'Europa, che cosa cambierà sul serio nella nostra vita? Ormai non si torna più indietro, saremo tutti cittadini europei, tutto bene sotto lo scudo. E guardate questo articolo che rispecchia la realtà di questi anni. Sono anni che se ne parla in decine di convegni, interviste, proclami. È diventato un chiodo fisso per gli uomini politici, il punto dolente su cui battere per gli economisti. E finalmente è arrivato il mitico 1992. È l'anno dell'Europa, l'anno in cui dovremo davvero smetterla di pensare in termini nazionali e renderci conto che l'Italia è inserita a pieno titolo nella comunità economica europea. Il 9 dicembre, continua questo articolo, al vertice di Maastricht sono stati firmati gli ultimi 2 trattati, quello sull'unione economica e sull'unione politica, e ora ci siamo. Dovremo tutti sentirci parte di una grande trasformazione. Perché? Perché nel 1992, per la prima volta, dopo decenni di teorie e di temi scolastici sul tema l'importanza dell'Europa, la vita di tutti noi sarà influenzata dalla comunità che ha sede a Bruxelles. Diventeremo davvero, sentite qui, essi si mescoleranno, un'unica realtà. L'Italia con Germania, discendenti dei barbari, Francia, discendenti dei Franchi, Gran Bretagna, anglosassoni e così via, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Spagna e così via. E poi cosa succede? Dopo l'unificazione delle 2 Germanie iniziano i venti nell'interno dell'Europa. Inghilterra, Gran Bretagna sempre meno chiusa ai progetti di unificazione e perfino viene collegata con la Francia per sentirsi ancora più unita, ma scoppiano improvvisamente le idee nazionaliste, razziste e intolleranze. Qui i svedesi vanno a boicottare il referendum dell'unificazione della comunità europea, e così il progetto nel 92 non si realizza. Essi si mescoleranno ma non si uniranno. Helmut Kohl, dopo 3-4 anni, verso 95-96, dirà, cancelliere tedesco: i nostri sforzi per l'unificazione sono enormi, ma non riusciamo a capire perché non giungiamo all'unificazione. E infatti, dopo, oltre che scoppiano le guerre e anziché unificazione si sgretolano diversi stati, alcuni descrivono artisticamente, come questo gruppo musicale, l'Europa come Zo Europa 93, e molti articoli giornalistici, Europa come questo, il sogno resta orfano, bye bye Europa. Sentite questo articolo qua, molto interessante. Pareva davvero che tutti la desiderassero questa moneta unica, figlia primogenita dell'Europa. Invece nessuno dei 12 ha mai smesso di prendere di nascosto la pillola contraccettiva, e Kohl ha usato in più un doppio profilatico omaggio della Bundesbank. Non è certo da manuale questo paragone, ma vedete come si descrivono i tentativi: si mescoleranno ma non si uniranno. L'Europa unita a tutte storie e così via. Per diversi lati sembrava che il progetto di unificazione europea
sia una cosa impossibile da finire come Torre di Babele. Ed è questo che è stato scritto negli antichi rotoli che gli abitanti di Qumran copiavano. Ed è questo che è stato rivelato nella notte a Nabucodonosor. Sentite qui, questo è il testo che è stato scritto dopo il fallimento del 92 del progetto unificazione, in cui i giornalisti scrivono così: a Maastricht in Olanda i leader dei paesi Comunità Economica Europea firmano l'ambizioso trattato che deve trasformare entro il 99, quindi non nel 99, entro il 99, quindi nel 95, 96, se no nel 98, ma alla fine nel 99 deve essere come trasformata, sentite qui, la comunità in una entità con una sola moneta, leggi uguali, un Parlamento sovrano. Se torniamo diapositiva di prima della lettera di Napoleone, loro, senza sapere storicamente, questo giornale che ho conservato rispecchia la lettera di Napoleone e la storia dal crollo dell'impero romano fino a oggi. Una moneta, una bandiera, le leggi uguali, Parlamento sovrano, ma sentite adesso, più cauti i giornalisti dopo 92, ma intanto crescono dubbi e resistenze. Infatti, entro il 99 non fu unita né nel 97 né nel 98 né nel 99. Passa anche l'anno 2000, non viene unificata. Vi ricordate cosa succede nel 2002, il 28 febbraio? Abbiamo detto addio alla lira ed è entrato l'euro. Abbiamo perfino cambiato, nella tentazione di unificarci, la moneta, e nelle nostre tasche da quella data è entrato euro. Ma improvvisamente è successo qualcosa che è stato detto tanti secoli prima: si mescoleranno ma non si uniranno. Colpi di scena: il 28 dicembre 2002 i grandi leader del progetto unificazione si ritirano indietro. Gran Bretagna dice no, noi vogliamo tenere la sterlina. I svedesi vogliono tenere la corona, norvegesi idem, Danimarca idem, per non parlare della mia Svizzera, in cui continua ancora franco svizzero e altri paesi così via. Quindi cosa succede? Perfino dal punto di vista monetario, tutti quelli componenti che erano per il progetto unificazione europea, che sono tornati ritirati indietro, non ci siamo unificati neanche dal punto di vista monetario nel 2002. Oggi siamo nel 2010, ancora la sterlina, franco svizzero, i svedesi ancora la corona, Danimarca, Norvegia e così la corona e così via. Non si parla più che mai nella storia del progetto ambizioso che dobbiamo trasformarsi anche oggi nel 2010 in una comunità, una moneta, leggi uguali, un centro, unificazione. E infatti tempo fa, durante le elezioni parlamentari europee, guardate cosa c'era scritto: Stati Uniti d'Europa subito. Il testo: essi si mescoleranno. Stati Uniti d'Europa subito. Ma cosa diceva? Traduzione: ma non si uniranno. E sentite qui: per una patria europea contro l'Europa delle patrie. Perché quando uno torna in Italia si sente a casa, nella sua patria. Quando torna in Germania, tedesco, si sente a sua casa. Qui proprio dice il contrario: Stati Uniti di unificarsi, ma nello stesso tempo dice quello che rispecchia antico rotolo: non si uniranno l'uno all'altro. Impressionante. Dall'impero babilonese, antichi rotoli che ebrei copiavano, abitanti di Qumran copiavano le copie di Rote Daniele, i masoreti, il mio popolo ebraico nel lungo della storia del Medioevo fino a oggi. Questi stessi contenuti e la storia che dai babilonesi, VII secolo a.C. fino ai nostri giorni, gli imperi che si sono susseguiti, la situazione di oggi che abbiamo si realizza con una precisione matematica. E guardate qui cosa dice, cosa succederà ai tempi di questi re, ai nostri giorni, quando più che mai nella storia si parla del progetto unificazione, di mescolarsi insieme, di unificarsi,
Più che mai nella storia non vi è un telegiornale, non vi è un giorno quando non si parla, e più volte ogni giorno è diventato un chiodo fisso, più che mai nella storia. Allora, traduzione dei testi antichi, più di 26 secoli scritti in aramaico, al tempo di questi re che vogliono unificarsi più che mai nella storia, ai tempi dei piedi, che siamo anche noi oggi che vogliamo unificarsi, ai tempi di questi re Elah, questo Elohim Adonai, autore di queste informazioni, di questi rotoli speciali, Elah del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà, e qui c'è una descrizione inquietante dei rotoli, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Quando? Ai tempi di questi re, di queste unificazioni. E traduzione dice così: esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte. Ecco il significato, cosa significa la pietra staccata dal monte, che colpisce ai tempi dell'unificazione, che i tempi di unificazione sono i nostri. Cosa significa la pietra? Non una meteorite che arriva dall'universo e colpisce la nostra terra, no, sentite qua. Significa quell'intervento. Elah farà sorgere il regno, frantumerà tutti i regni e poi staccarsi dal monte non per mano d'uomo. Dall'universo ci sarà il suo intervento, e dice frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Però farà sorgere, perché questa pietra, dopo il suo intervento, questo pianeta ritorna a essere suo impero. E dice: il grande Elohim, Elah, ha fatto conoscere, traduzione, al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Dal VI secolo, VII a.C. fino ai nostri giorni, la storia è andata così precisamente. Non abbiamo interpretato nulla, abbiamo semplicemente visto i contenuti che sono già dentro, senza interpretare, e la scia della storia fino ai nostri giorni. E sentite in anticipo cosa è stato detto, scritto: il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. Non vi esistono le profezie di questo genere in nessun reperto archeologico che archeologi hanno trovato sotto il cielo sulla crosta del nostro pianeta. Non esistono le profezie di questo tipo. Vi sono solo nella Tanakh degli antichi ebrei, che anche abitanti di Qumran avevano. Quando ci sono cosiddetti libri profetici, di solito Nostradamus e gli altri o altre cose che non basterebbe tempo a citare, non sono vere e proprie profezie. Non si sa da dove partono, non si sa dove finiscono, non si sa cosa accade, qual è il luogo geografico. Le cose descritte vaghe, e 300 persone in 300 maniere interpretano ognuno come vuole e tutti vedono diversamente. Ma qui è tutto preciso, conciso, chiaro, palese, e dice in anticipo la sua interpretazione sicura. E traduzione dice la reazione del Nabucodonosor, imperatore di Babilonia. Stiamo tornando indietro quasi di 26 secoli. Allora il re Nabucodonosor cadde sulla sua faccia e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto. Vedete, nei contenuti si dice una cosa che sembra apparentemente contraddittoria, che lo Stato che rappresenta la storia del mondo, del nostro pianeta, del VI secolo fino avanti Cristo fino a oggi, è immensa, grande, di uno splendore straordinario, però l'aspetto è terribile. Quando noi andiamo a vedere dalla Babilonia le costruzioni, i giardini pensili dei babilonesi, le costruzioni dei greci, è un splendore, arte, cultura, è splendente, un splendore. Guardate ai tempi dei piedi oggi,
l'architettura, le conoscenze che abbiamo, le costruzioni, internet, tecnologia, è un splendore. Ma nello stesso tempo la storia dell'impero babilonese fino ad oggi, in questi 26 secoli, ci racconta che è una storia terribile di guerre e violenze. E infatti la scia dei imperi fino ad oggi si è realizzata in questa maniera. Nel rotolo della prima grotta, traduzione dall'ebraico, è scritto così: cercate nel rotolo, nel libro del Yod-He-Vav-He Elohim Adonai, che ha rivelato delle cose, dice nel suo rotolo, e leggete, nessuna di essi mancherà, perché la sua bocca l'ha comandato. Anche se c'è libero arbitrio e noi non ci decidiamo il futuro e le nostre scelte, ha descritto il futuro in anticipo perché conosce, prenderà le redini alla fine e dice: sarà tutte le cose descritte nei rotoli così che persino un bambino potrebbe farne il conto. Traduzioni dei rotoli dicono anche un'altra cosa interessante, che ci sarà un tempo, anche se per lui rotolo dice è una cosa insolita fare, strana, inaudita, di dover distruggere, porre fine, ma traduzione ebraico dice così, che dovrà porre fine al malvagità e iniquità e abbattere l'arroganza dei tiranni. Voi lo sapete che oggi il nostro mondo occidentale vive dall'aria furtiva del terzo mondo. In Svizzera, quando sono stato, si racconta, banche svizzere danno le statistiche, che meno di 200 persone, 185 o 158 individui, sono proprietari della metà del capitale del pianeta. Immaginate una gala cena così, arrivano 185 persone e dicono: signori, continuiamo ancora, iniziamo a raddoppiare? E vi sono le leggi che proteggono questa cosa qui. Si sa, sono dati di fatto che nel mondo vi sono le folle oceaniche dei poveri sfruttati che non hanno malattia, né diritto, né riposo, né nulla, bambini che vengono a lavorare tutti quanti, le folle oceaniche dove le paghe di fame procurano colossali fortune a pochi individui e le leggi che questo proteggono. Ebbene, queste cose ai tempi di Sargon, VII secolo a.C., davano fastidio a Elohim Adonai, e dice che come in quei tempi anche nel futuro dovrà interromperle. Si sa, secondo i dati, che 80% del fatturato dell'Occidente proviene dalla vendita delle armi, dalla produzione e dalla vendita delle armi. Tutto il 20% sono le cose normali. Guai a quelli che aggiungono casa a casa, la voce disse, che uniscono campo a campo finché non vi sia spazio, e così rimanete soli ad abitate in mezzo al paese. L'Eterno degli eserciti ha giurato: in verità molte case diventeranno una desolazione, grandi e belle case rimarranno senza abitanti. Guai a quelli che promulgano decreti iniqui per negare giustizia ai miseri, per spogliare del diritto i poveri del mio popolo, e sentite questa traduzione dall'ebraico, per far così delle vedove la loro preda e degli orfani il loro bottino. Che farete nel giorno del castigo e della distruzione che verrà da lontano? Da chi fuggirete in cerca di aiuto e a chi lascerete la vostra ricchezza? Dice, ci sono molti testi in cui racconta, la voce dice sul futuro, ma dice anche un'altra cosa molto bella. Prima di questi avvenimenti che devono accadere, descritti nell'Ofe prima grotta, nelle antiche copie di Daniele, dice così: chiunque prima di questi avvenimenti, la sua voce disse, venite quindi discutiamo assieme, dice Elohim Adonai, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora diventeranno come lana. Traduzione: io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. E dice così: nonostante che ci sono le porzioni delle descrizioni inquiete sul futuro,
che brevemente succederanno prima del cambio del mondo e dell'impero che lui farà sorgere su tutto il pianeta, dice così: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. In mezzo a tutto quello descritto, che brevemente succederà secondo i rotoli, anche sì, inquietante, ci sarà la gente che avrà fiducia, lo invocherà prima, si riposerà nella sua presenza, mediterà le cose che ha detto e così sarà salvati e nella calma e nella fiducia avrà la forza. Interessante che, qui un altro testo del rotolo prima grotta, poiché io, Adonai, il tuo Elohim, ti prendo per la mano destra e ti dico non temere, io ti aiuto. È interessante vedere che il rotolo della prima grotta finisce come Daniele, le cose inquietanti, ma subito dopo, brevemente, le cose descritte inquietanti, un futuro glorioso, come la pietra, l'intervento suo, che farà di questo pianeta il suo impero, che sarà per sempre. Il rotolo della prima grotta dice così, traduzione: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ma voi gioite e esultate per sempre in ciò che creo. Mi rallegrerò e gioirò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. Questo intervento, sì, fa frantumare, ma nello stesso tempo, come i rotoli antichi copie di Qumran che abitanti di Qumran copiavano, portano intervento. Qui c'è brevemente distruzione e creazione e sopravvivenza di tutti quelli che si confidano in lui. Vedete questi contenuti, questa esposizione che avete stasera sentito, che dal 1996 viene così esposta perché fa parte dai rotoli antichi di Qumran, che abitanti di Qumran leggevano, credevano, copiavano e aspettavano, non sono stati mai pubblicati negli ultimi 60 anni nell'interno della letteratura di Qumran o da qumranisti o professori studiosi. Non so perché c'è una specie di tabù. In questi 16 anni controcorrente, 14 anni controcorrente, sto cercando di prendere, spostare il focus su questi contenuti. Grazie a questi contenuti si capisce. Avete visto il quarto impero, gambe di ferro romani? Abitanti di Qumran, vedendo che la statua era già finita, pensavano che questi Chiti, questi romani, entrassero in lotta con figli della luce, quelli di Qumran e gli altri che erano dalla parte di Elohim, e che ci sarebbe stato l'intervento di Elohim a frantumare tutti quei regni e sorgere l'altro impero, suo regno in tutta la terra dove ci sarà giustizia in futuro. Quindi loro nell'impero romano, e questo si vede dagli altri rotoli del resto di 900 rotoli dove abitanti di Qumran descrivevano, interpretavano, volevano aspettare questo momento in cui avrebbero fatto parte di questo grande conflitto della battaglia, l'ultima battaglia, e la fine del mondo, la fine dei tempi, arrivo del Messia e l'intervento di Elohim Adonai Yah. Si sono scordati forse i piedi che dal crollo dell'impero romano dal V secolo ci hanno portati fino ad oggi, e oggi negli ultimi 20-30 anni più che mai nella storia si sta realizzando, essi si mescoleranno ogni telegiornata, guardate caso, ogni anno progetti, essi si mescolano più che mai nella storia, ed è stato detto che in questi tempi ci sarà l'intervento, che sono anche i nostri. Quindi è impressionante che questi contenuti antichi coinvolgevano ed erano interessanti per abitanti di Qumran, per gli ebrei, ma è interessante che riguardano il nostro tempo. È impressionante, descrivono il nostro tempo, noi, quello che noi stiamo facendo oggi. E qui non ci sono le truffe. I documenti sono stati esaminati, l'inchiostro, l'analisi chimica ha dimostrato che l'inchiostro è antichissimo, nessuno ha scritto copiato dopo, quando i fatti sono avvenuti. L'aramaico è antichissimo, quello babilonese. Le prove di cui parla Daniele, praticamente, Nabucodonosor, costruttore, tutti i dettagli che archeologi hanno trovato che erano negati, considerati
grossolani errori storici, sono tutti veri, in armonia con quello che gli archeologi hanno scoperto in Babilonia antica. Quindi siamo di fronte ai veri, scritti, precisi, reali, autentici. Grazie per la vostra attenzione.